femmine non vincitrici di 10.000 euro nella carriera, 3 anni. 9 cavalli dietro al mezzo meccanico, 1 Dangerous Hooves, 2 Dolce Nera Bar, 3 Diva Spritz, 4 DDDF, 5 Dakota Fanning, 6 Doki Doki in seconda fila, 7 Dreamer B, 8 Diamante Trio, 10 Dakota Day Room sotto la pari, la quota di DDDF, problemi per Doki Doki che perde numerosi metri al via. L'autostart lascia le femmine con molto veloce DDDF che si installa il comando nei confronti di Dangerous Hooves, filtra bene dalla seconda fila Dreamer B, di fuori Dakota Fanning, mentre all'esterno c'è anche Dolce Nera Bar a precedere Diamante numero Trio. 6, Primi Doki 200 Doki, metri passati in 14,9 da DDDF e da Dakota Fanning che lottano al comando, con l'errore di Dakota Fanning che lascia così la numero favorita 5, Dakota al comando. Fanning, squalificato. 30 per i primi 400 metri di corsa e DDDF guida il gruppo nei confronti di Dangerous Hooves, quindi Dreamer B, poi Diamante Trio avanti a Dolce Nera Bar, e così i primi 600 metri vengono passati in 46,6. Davanti alle tribune la leader ha graduato il ritmo dopo un quarto iniziale veloce e passa agli 800 in 1,26, 32,6 la seconda frazione. Con la figlia di No Man's Land sempre al comando, una lunghezza e mezza avanti a Dangerous Hooves, poi Dreamer B in terza posizione. A precedere sempre Dolce Nera Bar e Diamante Trio, 1,18,8 il primo chilometro, muove al largo Dreamer B che si porta a lato di Dangerous Hooves, la scavalca e cerca di andare in caccia di DDDF. Poi Diamante Trio, si completano i primi 1200 metri con una frazione in 14,8 numero e 10, DDDF ha Dakota sempre Day quella Room, lunghezza da gestire nei confronti di Dreamer B che prova ad attaccare al largo. Poi Dangerous Hooves si avvicina anche Diamante Trio al completamento della piegata conclusiva. DDD che ha sempre quella lunghezza nei confronti di Dreamer B che si ributta in scia. DDD che allunga all'ingresso della retta d'arrivo e se ne va facile a vincere. DDDF, Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata da catch per Walter Zanetti e la scuderia gardesana. La figlia di Maharaja e No Man's Land continua a convincere dopo l'ultimo bel successo, il secondo consecutivo, 29,6 la chiusa in scioltezza. DDDF facile a vincere nei confronti di Dreamer B che corre molto bene al rientro al secondo posto. Rivediamo nelle immagini il facile successo di DDDF, al secondo il 7 di Dreamer B, al terzo l'8 di Diamante Trio, 4-7-8 l'ordine d'arrivo probabile della sesta corsa all'Arcoveggio.